Canova ha un futuro, non è soltanto un artista volto all'antico, c'è un Canova e l'attualità. Ha descritto così Vittorio Sgarbi l'opera dello scultore di Possagno ieri sera all'inaugurazione della grande mostra allestita al Museo Bailo. E l'attualità sta in una scultura che di fatto lega la Marca all'Ucraina. La pace di Kiev, perché voi sapete che Canova scolpì, dopo averla concepita in gesso nel 1812, una scultura arrivata purtroppo quando il committente ormai era scomparso, era un committente che ammirava Canova e ammirava anche Napoleone, che peraltro stava immaginando di occupare la Russia. Canova ha mandato una scultura nel 1816 a San Pietroburgo e quella scultura nel 1957, quindi quando si celebrava Canova qui, è stata mandata da Khrushchev, che era il presidente di tutte le Russie, dell'Unione Sovietica, ed era ucraino, quindi all'epoca non esisteva una contrapposizione fra due identità nazionali, l'ha mandata a Kiev e cominciò a essere diventata, benché concepita per San Pietroburgo, la pace di Kiev. Oggi questa scultura si deve difendere, è protetta con i sacchi, con tutto quello che serve durante la guerra per impedire che le opere vengano distrutte. Un'opera, ma soprattutto un simbolo, secondo Sgarbi, che dimostra come l'arte salva l'uomo dagli istinti più bassi, come l'odio verso l'altro. Canova rappresenta l'arte nella sua dimensione più assoluta, la dimensione in cui tutto è depurato dal male, dalla violenza, ed ecco per questo egli può essere così alto simbolo di pace con la sua scultura per Kiev. E alla fine una riflessione che difficilmente ti aspetti da un critico d'arte dichiaratamente laico. Canova ci unisce qui a celebrare un'idea di arte come qualcosa che ci avvicina a Dio. Dio potrebbe anche non esistere, ma l'altro ci dice che Dio esiste. L'esistenza dell'arte ci parla di qualcosa che sta sopra di noi, che è dentro prima e poi sopra di noi.